Signore e signori, buonasera, bentrovati con questo appuntamento con la cultura, con la promozione della cultura di Radio Veneto 1. Direi di dare subito la parola all'assessore alla cultura di Treviso che ci ha fortemente spalleggiato in questa avventura per i saluti di rito. Grazie, buonasera a tutti. Un'altra serata veramente speciale che sono felice di dare il via. Allora, io faccio un po' di ringraziamenti. In primis io volevo ringraziare Roberto Ghizzo qua a fianco a me, perché io credo che sia uno dei tesori di Treviso, perché veramente crede che Treviso sia e debba ritornare la piccola Atene, questa frase che tutti avrete sentito e a cui veramente lui dà un significato. Fondatore di Radio Veneto 1, ricordo che Radio Veneto 1 è stata la prima radio di Treviso fondata nel 1975, tra l'altro il mio anno di nascita, quindi festeggiamo gli stessi compleanni, e tra l'altro la prima radio e l'unica radio italiana ad aver costituito un'orchestra sinfonica, quindi una prassi che all'estero è consolidata, quindi ricordiamo nei paesi dove ci sono molte radio che sono diventate famose, poi l'orchestra diventa a volte anche più famosa della radio. Quindi una serata speciale perché poi questa orchestra è cresciuta nel tempo e pian pianino ha radunato attorno a sé, credo che si possa dire, i migliori artisti veneti che si avvicendano sul palco. Adesso poi sarà Roberto a raccontare, perché stasera avremo degli artisti molto importanti, molti artisti trevigiani, quindi è un concerto che dobbiamo sentire anche molto nostro. E come tutti i grandi eventi è grazie a chi li ha resi possibili, quindi ovviamente oltre a Radio Veneto 1 io ringrazio Fondazione Cassamarca e in particolar modo il suo presidente, il professor Garofalo, che ha dimostrato un'estrema disponibilità anche poi per le prove dell'orchestra, e le associazioni di categoria che sono sempre con noi e che rendono possibili così tanti eventi culturali a Treviso, la Camera di Commercio Treviso Belluno in primis, Confcommercio, l'Associazione Commercianti, la CNA, la Confederazione Nazionale Artigianato. Io ripasso la parola a Roberto che vi racconterà un po' i contenuti e anche i protagonisti di questa serata e vi auguro buon ascolto. Buonasera. Grazie Lavina. Innanzitutto un ringraziamento a voi tutti e alle autorità. Cito una per tutte, Sua Eccellenza il Prefetto, che ha voluto onorarci con la sua presenza. Un particolare ringraziamento va proprio al professor Garofalo, il presidente di Cassamarca, che saputo che eravamo un po' in panne per le prove, perché di solito le facciamo al Teatro delle Voci, i ragazzi hanno una settimana di lavoro e mai più si va a togliere l'opportunità di poter lavorare. Saputo del nostro problemino, il professor Garofalo si è dimostrato una persona veramente di grande cultura. Io direi che un applauso lo merita. E con lui anche l'onorevole Gobbo, che ci hanno messo a disposizione questa importante struttura. È importante fare le prove per avere il senso dell'acustica e avere proprio la percezione di quello che è l'ambiente dove si deve lavorare. Appunto un segno della provvidenza. Grazie, è bellissimo realizzare ed è stato colto con grande impegno questo momento. Il nome Piccola Atene non arriva per caso. Qualcuno scrisse: trovandosi vacanti 2 cattedre di belle lettere nel seminario di Trevigi, nobilissima e coltissima città dello Stato Veneto, furono queste offerte a me e al fratello mio. Le accettammo entrambi con giubilo. Ne aveva questa città per dir tutto il comodo e tutti i più nobili incitamenti. Una bella e copiosa biblioteca che ebbi l'agio e l'autorità d'ordinare ed arricchire quei libri che erano a parer mio vantaggiosi, un paese abbondante di dotti, perspicui ingegni che ispiravano agli animi la santa e nobile emulazione, una brillante società amica delle lettere e dei letterati, un clima che con la purità, giocondità e freschezza parea creare le fantasie ed adempiere di fuoco i poeti.
Era un trevigiano di Vittorio Veneto, quel Lorenzo da Ponte, divenuto poi librettista di Mozart. Chi non ricorda Così fan tutte, Le nozze di Figaro e il Don Giovanni. Morì a New York, naturalizzato statunitense. Ancora ai primi del Novecento, Treviso era considerata una piccola Atene e fino almeno agli anni 60-70 è rimasta tale. Perché non sognare? Perché non provarci? Radio Veneto 1, la radio di Treviso, è la prima radio privata italiana con sua orchestra filarmonica da camera e a breve anche la giovanile. Il nostro obiettivo è di promuovere nei fatti la cultura, un concetto ben radicato nella storia, città appunto degna di ritornare la piccola Atene. Signore e signori, i solisti di Radio Veneto 1. Solista, un vero, autentico talento. Paolo Tagliamento, per 4 anni è stato alla Scuola Superiore di Sua Maestà la Regina di Spagna, venne premiato come miglior violinista, venne premiato come miglior quartetto. La sua maestra, Anna Ciumachenko, forse la più importante maestra al mondo, se l'è portato, finita il corso alla Scuola Superiore di Sua Maestà la Regina di Spagna, se l'è portato a Monaco di Baviera. Di lui vi dirò poi una novità impressionante. Paolo Tagliamento e il maestro Massimo Raccanelli eseguiranno di Johannes Brahms il concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 77 nei tempi allegro non troppo, adagio, allegro giocoso ma non troppo vivace e poco più presto. Massimo Raccanelli, direttore, e Paolo Tagliamento, solista. Buon ascolto.
Johann Sebastian Bach, Sarabanda. Avevo promesso 2 parole in più per Paolo Tagliamento ed è una notizia dell'altro giorno. Gli è arrivata una telefonata, è stato invitato a fare l'ottetto di Mendelssohn alla Philharmonie, è il teatro dei Berliner, con
componenti dei Berliner, la più grande orchestra d'Europa, l'orchestra che fu di Herbert von Karajan, e con i Boston Institute e la Boston Institute Orchestra, componenti della Boston Institute Orchestra. Di solito queste istituzioni invitano i più grandi talenti d'Europa all'audizione. Paolo è stato invitato direttamente a suonare con loro. Penso sia un qualcosa... Penso sia un qualcosa che ci rende orgogliosi come trevigiani. Meritiamo questa nostra piccola Atene. Ma Trevigiano è anche il maestro che ci ha portato fino a qua, il maestro Giorgio Sini. E tra i 20 e i 40 anni sono generoso, c'è un salto. Mancavano i 30 anni. Ecco la scelta optata con il maestro che mi ha, come dire, fregato, perché gli ho detto: ma perché ci sarebbe Roberto, una struttura importante ha almeno 2 maestri. Ecco la scelta di Massimo Raccanelli, 30enne di Treviso. Mi sembra che non abbia deluso le attese. Nel 1770 lo scrittore Charles Burney scrisse nel suo Viaggio musicale in Italia che qualsiasi musicista di strada dello Stato Veneto, è ben noto che a quel tempo l'Italia non esisteva ancora, era in grado di far impallidire qualsiasi musicista di corte d'Europa. Giusto per sottolineare questo concetto, anche nel loro momento di massimo splendore e successo, i grandi musicisti tedeschi hanno sempre avuto grande rispetto per la nostra Scola Granda. Il nostro è il laboratorio permanente per la riscoperta della Scola Granda di musica veneta, come esiste la scuola russa, come esiste la scuola tedesca, come esiste la scuola francese. Esiste anche la nostra Scuola Granda, che è stata la prima storicamente. Giusto per dare un'idea, la Scuola Grande di San Rocco, andate a vederla e abbiamo, come dire, la percezione anche al giorno d'oggi di cosa sia stata la cultura qui da noi. Ebbene, Bach, che ha il bis di Paolo, ha attinto a piene mani da Vivaldi, da Benedetto Marcello, da Albinoni. Ebbene, Felix Mendelssohn Bartholdy ha reso onore alla penisola più bella del mondo con un brano, una sinfonia che ci riempie d'orgoglio. La sinfonia numero 4, numero 90, in La maggiore, detta appunto l'italiana, nei tempi di allegro, vivace, andante con modo moderato, saltarello. Dirigerà il maestro Massimo Raccanelli, ma invito l'orchestra ad entrare per questo prossimo brano. Grazie e buon ascolto.
Bene, si conclude così questa nostra serata. Prima di salutarvi, io vorrei mandare un saluto a un bravo musicista trevigiano che ha avuto un incidente di percorso proprio qui, Stefano Mazzolini, che abbia una pronta guarigione. Questo applauso è tutto per lui.